Conferenza stampa stamani presso la questura di Agrigento, svolta dai poliziotti del locale commissariato di Canicattì, agli ordini del commissario Francesco Sammartino per comunicare l'autore di 2 rapine eseguite nei giorni 7 e 8 dicembre scorsi nei confronti di 2 esercizi commerciali, una tabaccheria e uno di detersivi, e un 22enne originario dalla Romania, sorvegliato speciale, fermato presso la comunità di Licata dove risiedeva. Sì, una doppia rapina a tutti gli effetti. Stiamo parlando, la prima è avvenuta il 7 dicembre del 2021 e la seconda l'8 dicembre del 2021. L'autore è sempre lo stesso, di un giovane comunitario di nazionalità rumena, classe 1999, che si è reso responsabile appunto di una doppia rapina consumata ai danni in primis a un negozio di detersivi in Viale della Vittoria, e poi il secondo è stato un tabacchino in Largo Aosta, sempre a Canicattì. L'indagine svolta dal personale del commissariato di Canicattì non ha lasciato dubbi. Infatti il GIP di Agrigento ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per questo cittadino, che si tratta di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno allora a Canicattì. Adesso lo siamo andati ad arrestare a Licata perché aveva chiesto di soggiornare in quel luogo. È un soggetto pluripregiudicato con diverse condanne a suo carico per reati contro il patrimonio e reati contro la detenzione del spaccio di sostanze stupefacenti. È una persona di nostra conoscenza. Per i dettagli lascio la parola al sostituto commissario Corvitto, che personalmente si è occupato delle indagini che hanno permesso questo prezioso risultato. Vabbè, lo conoscevamo e anche se non zoppicava sicuramente l'avremmo, cioè io vedendo le immagini l'avevo già riconosciuto, non vuole essere presunzione. Comunque siccome poi è stato inseguito dopo aver commesso il colpo, diciamo, con un coltello lungo 35 cm, aver minacciato sia la signora che il figlio che erano all'interno della tabaccheria, poi è fuggito col bottino, circa 600 euro, ed è stato, diciamo, inseguito dal figlio della proprietaria. Lungo il tragitto, però, inseguito in maniera continua, ha dovuto togliersi la maschera perché aveva perso il fiato, e quindi è stato poi, abbiamo cercato tutte le telecamere del percorso, le visionate. Una di queste telecamere lo ha inchiodato perché era a volto scoperto e ci ha permesso di poterla arrestare. La seconda altrettanto, in questo caso anche era mascherato, anche se aveva vestiti diversi. La squadra di polizia giudiziaria poi ha trovato dei riscontri che, diciamo, obiettivi dove abitava, cioè nella comunità dove sostava. C'era anche quello della comunità che ha confermato che era uscito in maniera da non farsi vedere da una finestra, però poi era rientrato dalla porta perché inseguito, insomma, doveva nascondersi in qualche modo subito. Ma tutte queste tentativi, insomma, sono risultati vani perché siamo riusciti ad inchiodarle.